Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato. Bene, ci ritroviamo in questo video ehm, parlando di due esclusive che ho, che vi porto in questo video. Abbiamo la notizia di un un talento sprecato, tra virgolette. Possiamo dire che non ha avuto la testa e quindi non è riuscito a fare quel salto di qualità che l'ha portato ad esplodere ed andare oltre a Manchester, Liverpool, Milan, Inter, anche in altre squadre molto più forti. Per esempio, non voglio esagerare, ma possiamo dire anche in un Barcellona, in qualche altra squadra top italiana come il Napoli. Non è perché tifo Napoli, però è una top, possiamo dire. E l'avete capito? Penso, un gioco questo calciatore italiano. Super Mario Balotelli. È molto vicino al Cagliari, dopo la sua esperienza che ha fatto con una squadra di medio-bassa classifica. No, vabbè, non medio-bassa classifica, una squadra di media classifica, possiamo dire da decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo posto. Il Mario Balotelli è molto vicino al Cagliari di Pisacane. Possiamo dire che il Cagliari lo potrà prendere da svincolato quando vuole lui, quando vuole. La dirigenza lo può prendere quando vuole. È molto apprezzato da Pisacane, che lo vorrebbe vedere molto al Cagliari, alla sua squadra. Che dire, possiamo dire che è molto vicino e che se questo acquisto si farà, potrà avere un contratto da un biennale, potrà avere un contratto di 2 anni da circa, come possiamo dire, 500, ma anche di più, 500.000 euro, 700.000 euro, diciamo quasi 1 milione, possiamo dire, a stagione. Un'altra, diciamo, esclusiva che mi è stata informata da un mio informatore molto affidato, una fonte attendibile, per motivi di privacy, non vi faccio il nome. Possiamo dire che Milik è molto vicino anche esso al Cagliari. Anche egli è molto vicino al Cagliari. Non è una trattativa ben definita, tra virgolette, come quella di Mario Balotelli, una trattativa avanzata come Mario Balotelli, però è una trattativa che è stata iniziata da pochi giorni, nessuno l'ha, diciamo, detta, nessuno l'ha accennata, ma sono qui a portarvela in esclusiva. Non c'è un vero e proprio ipotesi di contratto, ma miei informatori dicono che potrebbe avere un contratto triennale. Non si sa ancora lo stipendio che potrà percepire, ma attenzione, io nel mio parere personale, penso che potrà girarsi al 1.300.000, 1.400.000, al 1.500.000 a stagione. Che dirvi? Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi.